È iniziata la scalata del Bardolino Verona verso i vertici della classifica. Le gialloblu si sono imposte per 2-0 sul campo della Roma nel primo dei 3 recuperi consecutivi, conquistando 3 punti fondamentali per le aspirazioni tricolore del sodalizio veronese contro una diretta avversaria per Champions e campionato. Sul campo centrale della Borghesiana, Boni e compagnie partono subito in avanti e si rendono pericolose già al 7° di gioco con Melania Gabbiadini che raccoglie l'assist di Panico e impegna Marchitelli con una precisa incornata. Il vantaggio gialloblu arriva al 35°. Gabbiadini dalla destra mette in mezzo per la girata di prima intenzione di Patrizia Panico. L'attaccante romana, laziale Doc, aveva promesso un gol alla Roma ed è stata di parola. Le giallorosse accusano il colpo e rischiano di subire subito il raddoppio veronese ad opera di Panico, che riceve ancora un invitante assist di Gabbiadini, ma questa volta calcia tra le braccia di Marchitelli. L'ex gialloblu Ilaria Pasqui risveglia la Roma prima del riposo, calciando di un nulla a lato una conclusione in diagonale. In apertura di ripresa, il Bardolino Verona fallisce una serie impressionante di occasioni. Valentina Boni si presenta in slalom davanti a Marchitelli, ma coglie in pieno il palo. Ancora più incredibile l'occasione fallita dalle veronesi all'8°, con Panico che si fa respingere la conclusione da 2 passi e Gabbiadini che non riesce a sospingere la sfera oltre la linea di porta. Dall'altra parte Ilaria Pasqui cade in area e reclama la concessione del calcio di rigore, ma il direttore di gara non è di questo avviso e lascia proseguire. Il Bardolino ci riprova nuovamente con Gabbiadini e Parisi, ma deve stare attento alle ripartenze della Roma, pericolosissima con Pasqui che esalta Brunozzi, brava a deviare sulla traversa la sfera, e con Pareio che invece calcia alle stelle da ottima posizione. Il finale è tutto del Bardolino Verona. La squadra gialloblu allo scadere mette il sigillo sulla vittoria grazie alla neoentrata Silvia Toselli che raccoglie un pallone sul secondo palo e insacca. Vittoria ineccepibile ed importantissima in proiezione scudetto quella ottenuta da Boni e compagnie. Gialloblu che saranno chiamate già questo martedì a confermare il buon momento con il secondo recupero sul campo del Monza.